L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Iniziamo con un avviso di viabilità. Lavori in corso a Trieste per l'ammodernamento della rete semaforica. La partnership tra Comune ed Edison Next entra nel vivo. Tra lunedì e mercoledì i tecnici interverranno in via Carducci, piazza Foraggi e piazza Garibaldi per installare regolatori di ultima generazione. Durante i test sarà temporaneamente sospesa l'onda verde lungo gli assi principali. Per limitare i disagi e gestire gli incroci spenti sarà impiegato il personale della polizia locale. Cronaca, momenti di terrore ieri sera nel rione di Roiano a Trieste. Davanti a diversi testimoni in piazza Tra i Rivi, una trentenne di nazionalità brasiliana ha tentato di sottrarre una bimba di 2 anni alla madre. L'intervento immediato della squadra volante ha evitato il peggio, calmando la folla inferocita. La donna è stata denunciata per tentato sequestro di persona. La questura ha avviato ulteriori accertamenti per chiarire i contorni dell'episodio. Notte movimentata per le forze dell'ordine. Dopo una rissa in piazza Goldoni e una violenta lite di coppia in viale D'Annunzio a Trieste, la cronaca registra un serio incidente stradale. 2 scooter, di cui uno guidato da un rider, si sono scontrati mentre procedevano in salita verso viale D'Annunzio. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Le loro condizioni sono serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Paura intorno alle 10 di questa mattina all'incrocio tra via Cormor Alto e viale Manzuttini a Udine. Un SUV Audi ha preso fuoco improvvisamente a causa di un guasto al motore mentre era fermo allo stop. La conducente è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Decisivo l'aiuto di una pattuglia dell'esercito di passaggio che ha regolato il traffico fino all'arrivo dei vigili del fuoco per la bonifica dell'area. Duro colpo al mercato nero dei combustibili. La Guardia di Finanza di Udine e Verona ha intercettato 2 vagoni ferroviari provenienti dall'Est Europa contenenti 64.000 litri di gasolio di contrabbando. Il carico spacciato per olio lubrificante per evadere le accise era in realtà un carburante chimicamente alterato, pericoloso per i motori e altamente inquinante. Le indagini puntano ora a risalire alla filiera criminale nel sud Italia. Il rifiuto industriale che si fa arte. Inaugurata a Trieste la mostra SCART, dedicata al recupero creativo. All'evento presente l'assessore regionale Scoccimarro, che ha sottolineato come l'eccellenza del Made in Italy, dal Lamborghini alla moda, possa rinascere attraverso la sostenibilità. Un omaggio che unisce design e difesa dell'ambiente nel ricordo dei grandi maestri della moda italiana. Sentiamo l'assessore Scoccimarro. Sì, il rifiuto industriale in questo caso di un'eccellenza del Made in Italy nel mondo, Lamborghini, ma si coniuga anche alla sfilata, gli abiti della moda riciclati, altra eccellenza del Made in Italy nel mondo. Nell'anno in cui sono mancati i 2 grandi stilisti Armani e Valentino, e quindi un tributo appunto al Made in Italy, all'arte italiana, con queste installazioni, questi abiti e queste sfilate. Questo vuole essere questa mostra, questo vuole essere anche un indirizzo verso i più giovani e a tutti i visitatori quale educazione ambientale, ma soprattutto i più giovani, perché le nostre politiche guardano al futuro e in questo ci stiamo spendendo appunto per andare a programmare il Green Deal europeo, cioè la neutralità climatica non nel 2050 ma nel 2045. Questo è un passo importante perché va a educare soprattutto le giovani generazioni. Sport, vietato sbagliare per la pallamano Trieste 1970. Domani, sabato alle 18, gli uomini di Boris Lisitsa scendono in campo nelle Marche contro il Chiaravalle. In palio punti pesanti per l'obiettivo 4° posto contro una formazione ostica staccata di una sola lunghezza in classifica. I biancorossi cercano il riscatto dopo la prova opaca contro il Conversano. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Sulla nostra regione cielo in genere variabile con più schiarite verso la costa e sul Tarvisiano. Nel pomeriggio probabilità di qualche isolato rovescio sulle zone interne della pianura
e sulle prealpi. Possibili foschie o locali nebbie sulla bassa pianura in serata, specie nel Pordenonese. Per quanto riguarda le temperature in pianura, massime fra 16 e 18 gradi, sulla costa fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. L'informazione di diffusione europea, oggi a nord-est.